1000 giorni dal referendum sull'autonomia, ma il popolo leghista ci crede ancora. Lo ribadiscono 3 bandiere del movimento, secondo cui l'emergenza Covid-19 sta dimostrando come il Veneto sia pienamente in grado di gestire autonomamente nuove competenze. Si continua a crederci, si continua a lavorare, si continua a dimostrare che il Veneto è pronto ad essere una regione autonoma. Lo abbiamo dimostrato anche in occasione di quest'ultima emergenza sanitaria, dove con la guida di Luca Zaia abbiamo di fatto sempre anticipato le scelte del governo, siamo entrati per primi nell'emergenza sanitaria e ne siamo usciti anche per primi. Ma dalla celebrazione del referendum sono trascorsi dunque ormai 3 anni e la volontà popolare non è stata concretizzata ancora in un accordo tra Stato e Regione. L'europarlamentare Gian Antonio D'Arè punta il dito contro gli ex alleati di governo. Se l'autonomia non arriva è colpa dei 5 Stelle, è colpa dei 5 Stelle, ma soprattutto proprio perché questi governano ormai da qualche anno e l'autonomia non l'hanno portata. Vogliamo ricordare anche che il ministro del Sud è dei 5 Stelle, quindi in contrapposizione che quella che è la battaglia dei Veneti, la battaglia di Luca Zaia. Diciamo che è anche la nostra ragione sociale per la quale esistiamo. È ovvio che questa è la battaglia di tutte le battaglie. Gestiamo l'amministrazione, abbiamo dimostrato anche a livello nazionale che sappiamo fare le cose molto bene, oserei dire, e questo è senz'altro la soddisfazione per la quale noi crediamo di arrivare senz'altro anche al nostro obiettivo, l'autonomia del Veneto.